Amiche ed amici di Castelfranco Veneto, non solo, questa sera mi trovo davanti a questo antico torchio delle Stamperie Busato. Era l'inizio di marzo, quando abbiamo inaugurato questa importantissima mostra, però è stata anche la più veloce delle inaugurazioni, perché già a fine giornata le misure per il contrasto al Covid-19 ci hanno imposto la chiusura della Galleria del Teatro. Oggi la riapriamo in compagnia di Marco Mondi, storico dell'arte, e di Giancarlo Busato, il proprietario della stamperia, che vi accompagneranno in questo viaggio nell'arte, nella litografia e nell'incisione. Come vi dicevo all'inizio della rassegna, non finiamo, anzi raddoppiamo. E quindi abbiamo già previsto altre 6 puntate con 3 splendidi artisti. Sonia Fontana, cantante e docente dell'Art Voice Academy, Elia Fabian, noto baritono e cantante lirico, e Laura Moro, danzatrice moderna. A me non resta che augurarvi una buona visione con la grande arte e darvi appuntamento per le prossime puntate. Buonasera a tutti loro e grazie per essere intervenuti a questa presentazione virtuale di una mostra che attualmente è allestita all'interno del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto e che purtroppo dobbiamo presentare in questo modo a causa di questo coronavirus. Ringrazio anche l'amministrazione comunale e l'assessorato alla cultura del Comune di Castelfranco Veneto che ha reso possibile questo evento. La qualità artistica di un dipinto, questa è logico che dipende quasi esclusivamente dalla capacità esecutiva dell'artista che la fa. Per quel che riguarda le incisioni, invece, diciamo che le cose stanno in un altro modo. Non è un caso, infatti, che la Stamperia Busato sia stata, e sia tuttora, un punto di riferimento per molti artisti, per molti incisori, non solo del nostro territorio, ma di un territorio ben più ampio, addirittura internazionale. Nella Stamperia Busato, infatti, si trova quella qualità e quelle conoscenze tecniche oggi così rare nel poter riuscire a stampare delle buone incisioni. Giuseppe Mazzotti, nel suo testo introduttivo alla cartella 8 artisti veneti per Giorgione, realizzata nel 1978 dalla Stamperia Busato, scrive: nella sua officina sono passati molti dei maggiori artisti di questo secolo. Da tutti, Giuliano Busato, padre di Giancarlo, si è fatto amare per le sue qualità di uomo e di artefice. Diciamo pure così, per non dire più semplicemente artista come meriterebbe. Giancarlo Busato, in più occasioni, ha usato il termine di bottega per indicare la sua stamperia. Bottega, infatti, nell'antichità era quel luogo dove l'artista e appunto la sua bottega realizzavano le loro opere. Come abbiamo appena sentito, Giuseppe Mazzotti fa di più. Chiama la Stamperia Busato officina. Officina, infatti, è il luogo dove si costruisce materialmente e culturalmente. La mostra si snoda sostanzialmente in 3 sezioni. Una prima sezione espone 3 nuclei di cartelle, di incisioni, a mostrare come la Stamperia Busato da sempre abbia praticato questo genere di attività. Una seconda sezione mostra invece come la Stamperia Busato da sempre si sia aperta alla collaborazione di moltissimi artisti, italiani e anche stranieri, della seconda metà del Novecento, ma anche dei nostri giorni. Infine la terza sezione, quella dedicata alla didattica, della quale ci parlerà direttamente Giancarlo Busato. Io rappresento la 3ª generazione di stampatori che ho sempre visto lavorare mio nonno, Ottorino, e mio padre Giuliano. Nel 1946, quindi nel dopoguerra, con tutti i problemi che c'erano, mio nonno ha avuto il coraggio di aprire una stamperia.
La stamperia si trova a Vicenza, in un posto meraviglioso, in un palazzo del Cinquecento, con torchi ancora dei primi Novecento. Lo stampatore è un lavoro strano, un lavoro che non si impara a scuola, ma un lavoro che si impara solo rubando con gli occhi, ascoltando bene con le orecchie, ma soprattutto con la passione. La mia materia prima, a differenza magari dei miei colleghi, sono proprio le persone. Quindi io non trasformo nessuna materia prima, ma io senza gli artisti non posso vivere. In stamperia vedevo un via vai di artisti. Gli artisti si affiancavano agli stampatori per creare le loro opere create dalle matrici e con multipli di fogli. Una meraviglia. Era una sincronia, un aiutarsi reciproco. Un artista che crea una propria opera deve consegnare questa sua opera a un'altra persona. Questa consegna per me è stata sempre fondamentale, l'ho sempre vista come una forma di fiducia incredibile che l'artista dà a un'altra persona. Io ho imparato tutti i segreti, non leggendo i libri, perché il mio lavoro non si impara a scuola. Io ricordo tantissimi artisti come hanno risolto dei problemi, come hanno risolto un segno inciso male, come sono riusciti a cancellare una parte che non andava bene. Quelli ce l'ho dentro io. Però quando sono entrato in stamperia, io ho iniziato ufficialmente nel 1996, pur sempre frequentando la stamperia fin da piccolo, la mia prima obiettivo era quello di dire questo alla gente. E quindi un po' ho iniziato a divulgare il mio lavoro al di fuori delle mura della stamperia. Ho voluto proprio divulgare questo mio lavoro, soprattutto con le scuole. Sono più di centinaia di ragazzi che ogni anno in tutte le scuole di ordine e grado vengono in stamperia. Io li vado a prendere a scuola e li porto in stamperia, perché in stamperia si sente il profumo che è tra la carta e l'inchiostro, che è meraviglioso. Una grande capacità dello stampatore è quello di fare ciò che l'artista vuole. Ecco quindi la difficoltà di capirsi, di conoscerci, di avere la fiducia. Quindi quando arriva un artista, io so la carta che vuole, l'inchiostro che vuole, come devo stamparla, se devo lasciare delle sfumature o no. E lui se ne va in stamperia ad occhi chiusi. L'arte grafica permette un confronto. Bisogna confrontarsi, dentro il proprio atelier non ci si confronta. Questo è difficile perché ci si mette alla prova. E allora ecco che alcuni ragazzi mi hanno dato fiducia. E posso dirlo che con un ragazzo avevamo festeggiato i 20 anni di lavoro insieme l'anno scorso. La mostra si apre con questa serie straordinaria di litografie voluta dall'editore Castaldi di Feltre e commissionata a Tono Zancanaro come artista per realizzarla e stampata dalla Stamperia Busato. Realizzata nel 1970, va ad illustrare una scelta di 12 delle nostre straordinarie ville venete, delle quali Zancanaro ci dà un'interpretazione del tutto personale, quasi surreale, quasi teatrale, perché li fa rivivere. Vediamo, ad esempio, il caso di una villa vicina al nostro territorio, che è Villa Negri Piovene a Mussolente, una villa settecentesca che Tono Zancanaro inquadra nella sua orizzontalità sopra la collina e dove sente di voler armonizzare questa natura, queste piante, questa vegetazione che gli sta davanti con tutto il paesaggio che gli sta dietro. E per far questo cosa fa? Oltre a interpretare la villa con quel suo segno grafico straordinario, dà enfasi a questa serie di statue apicali che mettono la villa veramente in raccordo, in sintonia con tutto il resto del paesaggio, antistante e retrostante. In merito a questa incisione, Giuseppe Mazzotti ricorda: nel passare in rivista gli edifici schierati sul culmine della collina, Tono ne ha aggiunto uno a sinistra, probabilmente per togliere qualche cosa alla rigidità della perfetta simmetria. Sole e luna se ne stanno insieme a guardare il cielo, per nulla turbati da quell'arbitrario inserimento. Se non lo avessimo rivelato, quanti se ne sarebbero accorti?
La seconda opera che andiamo adesso a vedere è Villa Maser del Palladio. Anche in questa interpretazione quello che predomina, oltre alla presenza della villa, è proprio la fantasia dell'artista che la incorona da tutta questa vegetazione proprio che le sta attorno quasi a cerchio. Ed è tutto orchestrato quasi come fosse diretto da questa figura del Nettuno che vediamo in basso al centro, questa statua sulla fontana, che sembra quasi come un direttore d'orchestra dirigere l'intera composizione. Per concludere, vediamo un ultimo esempio di queste straordinarie ville veneto, Villa Pisani a Stra. Qui possiamo notare un qualcosa ancora di nuovo rispetto a tante altre opere di Tonio Zancanaro. Se questo horror vacui, che caratterizza praticamente tutte le sue opere, diventa un horror vacui quasi sempre scenico, quasi sempre surreale e di un ammasso di figure e di una coerenza continua, qua Tonio Zancanaro sente quasi l'esigenza di scomporre la villa per poi ricomporla con un horror vacui che non è più formale ma diventa quasi un horror vacui compositivo e ricreare questa nuova spazialità paesaggistica della Villa Pisani. A lui non interessa una resa fedele dell'immagine che vuol ritrarre, a lui interessa la poesia dell'opera, per cui ci mostra la villa direttamente sul Brenta, senza nessun ostacolo se non questo prato verde che si apre davanti, questa teoria di figure che quasi come nuvole stanno in cielo, queste figure che hanno sembianze tiepolesche perché all'interno della villa ci sono gli affreschi del Tiepolo, per cui è tutta una poesia ragionata con la sua logica surreale, di squisita bellezza e di squisita raffinatezza artistica. Siamo giunti alla fine di questo primo episodio. Ringrazio Marco Mondi che ha descritto solo una piccola parte di questa esposizione, forse quella più emozionante delle cartelle delle Ville Venete di Tonio Zancanaro, che in stamperia sono appese dall'anno in cui sono state stampate, quindi le ho sempre viste appese. Arrivederci al prossimo appuntamento e vi aspettiamo numerosi.